Dopo l'ondata di maltempo si punta al rapido ritorno alla normalità per i cittadini e le attività colpite dagli allagamenti. Qui siamo in Viale Trissino, zona limitrofa allo stadio Menti, andata sott'acqua che fa i conti con la fase dello smaltimento dei rifiuti, cantine svuotate da suppellettili e ricordi e gran lavoro per i tecnici di AIM Ambiente che stanno completando la raccolta del materiale accatastato. Quando siamo tornati appunto il giorno dopo abbiamo trovato tutto completamente pieno e le cantine appunto che aveva l'acqua più o meno alla mia altezza. Sì. Adesso state ripulendo, è la fase delle pulizie, Sì, diciamo. sì, 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 abbiamo tolto tutto quello che si era rovinato, è stato un lavoraccio e adesso appunto praticamente la cantina è vuota, abbiamo potuto mantenere poco, le biciclette per fortuna si sono salvate. Dopo gli allagamenti degli scantinati, la fase delle pulizie e come vedete adesso scatta anche la fase dello smaltimento rifiuti. E per questo le 4 riciclerie comunali restano aperte fino a domenica con orario straordinario dalle 10 alle 20. Infine l'invito per i cittadini è di fotografare i danni subiti e di tenere scontrini e ricevute delle spese sostenute in attesa di avere dalla Regione del Veneto, che ha chiesto lo stato di crisi, indicazioni circa l'iter per la richiesta di ristoro. La Regione ha chiesto lo stato di crisi al Governo, chiaramente seguiamo con attenzione questo iter, speriamo che il Governo voglia aiutare la città, crediamo che sia necessario, quindi siamo al fianco della Regione in questa richiesta. Se questi fondi verranno stanziati chiaramente dovrà poi arrivare la documentazione da parte dei privati dei danni subiti, per cui l'invito è a tutti a documentare le spese, documentare i danni ricevuti, quindi fotografie ai beni danneggiati, scontrini se si sostengono spese, perché qualora dovessero essere stanziate risorse dal governo, chiaramente per accedere ai fondi bisognerà documentarlo.